Momenti di tensione a Porto Empedocle stamani per la raccolta dei rifiuti, allorquando i lavoratori della ditta delegata a raccoglierli si stavano appressando a ritirarli nella centrale via Roma. Il sindaco, per motivi di igiene e salute pubblica, ha dovuto incaricare un'altra azienda del comprensorio agrigentino ad effettuare la raccolta per via dell'astensione arbitraria dal lavoro dal 1° febbraio delle maestranze della Real Marina per mancata erogazione di quanto dovutogli e impossibilitata quindi ad effettuare il servizio. Sono prontamente intervenuti le forze dell'ordine, gli animi si sono pagati, la raccolta è stata ripresa con l'accompagnamento di una scorta della polizia e dei vigili urbani. Preoccupazione è stata espressa dal sindaco Ida Carmina e dagli assessori della sua giunta, che sono stati anche contestati e minacciati dai lavoratori per la decisione assunta di delegare il servizio di raccolta a un'altra impresa. Avete anche avuto paura. Cosa è successo? Se ci spiega brevemente perché si è arrivati a questa situazione. Allora, noi paura insomma non abbiamo, perché abbiamo la coscienza retta e pulita di aver fatto semplicemente il nostro dovere. Gli operatori ecologici sono sciopero dal 1° febbraio, il primo giorno era stato proclamato dalla FIT CISL e loro hanno proseguito in un'astensione arbitraria dal servizio. Noi abbiamo chiesto alla ditta Real Marina di intervenire e ripristinare il servizio per come è giusto che sia, e la Real Marina non ha eseguito, tanto che io ho fatto ordinanza alla Real Marina di ricominciare il servizio, quantomeno garantire alla città il servizio proprio di igiene integrata, e anche lì loro ci hanno risposto con un'ordinanza sindacale che non erano in grado di ottemperare all'ordinanza perché non avevano del personale in sostituzione, non avevano potere coercitivo nei confronti degli operatori che si astenevano dal servizio e ci consigliavano, a tutela della pubblica incolumità, di rivolgerci ad altra impresa. Io ho temporeggiato sperando in un accordo, fra l'altro noi avevamo in cassa una cifra tale che non raggiungeva il pagamento integrale di una fattura, ma un 70-80%. Avevamo proposto alla ditta di dare questi soldi in modo tale che loro potessero dare una mensilità agli operatori nel frattempo che arrivavano i soldi del famoso emendamento Porto Empedocle, che arriveranno. Purtroppo noi pensavamo avremmo avuto questa disponibilità prima, invece per pratiche burocratiche pare che stiano firmando il decreto che ora andrà alla Corte dei Conti, quindi i tempi tecnici nella struttura ministeriale, che devo dire borbonica come risaputo che noi abbiamo, che anche le cose urgenti vengono un po' procrastinate. Naturalmente noi abbiamo spinto molto perché ci rendevamo conto che questa situazione era difficile, perché evidentemente c'è un livello di esasperazione, non so quanto meno giustificato, però indubbiamente non prendere lo stipendio da mesi è sempre una cosa che rende le persone anche facilmente irritabili, diciamo così, e quindi a tutt'oggi non è pervenuto niente. Sappiamo che ormai è in fase di arrivo, questo perché appunto si potesse all'arrivo di queste rimesse operare con maggiore tranquillità. Non dimentichiamo che noi abbiamo i nostri impiegati da 4 mesi diciamo senza stipendio e che continuano in modo decoroso, onesto, a fare il proprio lavoro, perché sanno bene, hanno seguito le fasi del nostro impegno e quindi attendono, certo con fatica ma con pazienza. Non solo, ma noi abbiamo ricevuto 2 note da parte dell'ufficio dell'ASP, l'ufficio locale dell'ASP, dal dottore Miccichè, con la prima con cui ci segnalava questa emergenza sanitaria legata al crearsi dei cumuli e dell'abbandono dei rifiuti da parte della gente che non riesce più poi a un certo punto a trattenerla in casa. Anzi, io devo fare i complimenti ai miei cittadini che hanno rispettato l'ordinanza, perché tutto sommato, nonostante i tanti giorni di sciopero, non c'è quel grave disastro che magari qualcuno vuole lasciare intendere. E una successiva ordinanza di ieri in cui addirittura
consigliava la chiusura delle scuole. Di fronte a questa chiusura della ditta Real Marina, della indisponibilità degli operatori ecologici che ci hanno fatto sapere che loro finché non vedevano almeno 2 mensilità non avrebbero ripreso il servizio, io mi sono vista costretta a cercare una ditta alternativa che nelle more che la situazione riprendesse nella sua normalità. Il cortocircuito di stamattina. Stamattina, al momento in cui sono arrivati questi mezzi c'è stata questa forma di protesta, certamente non molto opportuna, direi, di impedire il pubblico servizio a un servizio strettamente necessario, indispensabile a tutela della comunità rispetto a un'emergenza sanitaria improcrastinabile. C'è stata questa reazione smodata, devo dire, degli operatori, che hanno aggredito anche 2 miei assessori e uno ha riportato anche delle leggere contusioni, eccetera. Quindi non sono reazioni ammissibili queste. Evidentemente lo Stato deve intervenire in una situazione così difficile.